Cosa ne pensa della lezione di storia di Vannacci? Ma guardi, mi hanno detto che sta scritto, non so cosa abbia scritto, però posso dire qual è la mia idea. La mia idea è che le leggi razziali sono il periodo più buio della storia della Repubblica Italiana e le leggi razziali hanno permesso, purtroppo amplificato questo rastrellamento programmato di ebrei, di zingari, di disabili, di gay, di omosessuali portati nei campi di concentramento e terribilmente ammazzati. Quindi io non ho nulla da fare di revisionismo storico, dico semplicemente è una ferita, diciamo, dell'umanità e purtroppo noi assieme a qualche altro paese, penso alla Germania, con Hitler siamo stati tra gli artefici di questa schifosissima pagina di storia. Però dice sostanzialmente che Mussolini è stato eletto democraticamente. Sì, però sulle democrazie potremmo discutere, ma non voglio neanche aprire, diciamo, riflessioni storiche. Dico semplicemente che l'esito finale è stato quello delle leggi razziali che non si possono giustificare in nessuna maniera. Anche se approvate dal Parlamento di allora. Bene, allora abbiamo un sacco di responsabili.